Presentata la riproduzione della quinta vertebra di Galileo Galilei, il modello 3D ricostruito grazie alla scansione a luce strutturata sarà disponibile anche in consultazione da tutto il mondo. Può servire a tantissimi scopi. Il primo banalmente può essere quello della musealizzazione virtuale, per cui il modello 3D diventa fruibile ad un grandissimo pubblico sul web e il modello può essere navigato, come si usa dire oggi, nel senso che l'utente finale può ruotare il modello. La quinta vertebra di Galileo fu presa dalla bara dello scienziato a Firenze 100 anni dopo la sua morte dalla commissione che era stata incaricata di traslare il corpo nel 1737. Da lì passò di mano in mano fino al 1820, quando il medico vicentino Domenico Tiene la regalò all'università dove è stata custodita fino ad oggi. Un oggetto che racconta ancora molto del grande scienziato. Si può vedere qui nella vertebra la degenerazione dovuta all'età avanzata di Galileo, seppur non siano presenti gravi malformazioni patologiche da notare, ma si può vedere i processi di osteofitosi del corpo vertebrale, le degenerazioni artrosiche dei processi articolari che confermano come Galileo soffrisse di una forma di artrite, che fu una delle potenziali cause di morte. Un ulteriore esempio di sapere condiviso che caratterizza da 800 anni l'Università di Padova. Questa reliquia laica, possiamo definirla così, sia un oggetto che dialoga in maniera veramente profonda con la cattedra di Galileo che si trova alle mie spalle e che quindi sia un oggetto che nella narrazione che viene costruita per il pubblico sia un oggetto che veramente è fortemente, parla molto, è fortemente inclusivo dal punto di vista della comunicazione della storia dell'Università di Padova.